fino adesso ho scherzato, però io adesso vado sul serio, nel senso, queste due ultime incisioni che vi faccio sentire, a parer mio, sono le migliori in giro per queste due canzoni. Queste cose Scalinatello. No, la prima è Virna. Mi dispiace. Perché secondo me al livello di Virna sentite in giro non ce ne stanno di questo livello. Questo l'autore si chiamava Vincenzo Acampora. Sì, Armando De Gregorio e Vincenzo Acampora, 1952. Ragazzi, la cosa bella di questa canzone è che lui la canta in un modo davvero molto molto sofferto, perché leggete il testo, è molto molto triste e fa dei suoni filati, ma così ben tenuti, ragazzi. Chi può studiare sta canzone deve assolutamente passare. Questa è musica, no? Tu sentite il papà di questo giovanotto qua, no? Venite viste come al commercio con gli archi di questo pezzo. Vedi il Faris. Non sentite insomma il motivo io gli ho detto al padre, ma non ci capite, tu stai facendo e perché ci metti tutto sto fatta sotto? Quello mi fa e mi dice, perché chi si sta impazzendo? Io guarda, ieri ma che dice? E quando tu vai a mettere il viernes, giovane Salmano, dici, ma chi sa ragione? Chi se ne è un cristiano, chi se ne è un mostro? Perché tu all'impatto dice Gesù che stava facendo perché metto tutto sta pazzia, sto cristiano che sta impazzendo, ma vai domani, arrosta che sta arrosta. Ragazzi, per sentire questi archi in questa maniera, lo sapete dove li potete sentire? Soltanto, ad esempio, un esempio che vi posso fare è il Rigoletto, quando ci sta il quartetto finale della Tempesta. Ecco, i violini qua imitano quella stessa scena. C'è il rumore della tempesta, il rumore del vento. Ecco perché inizia in questa maniera. Sì, è chiaro? Allora, quando studiate, pensate, Virn, ecco, allora la similitudine con l'orchestra che imita questo vento. Questo è importante. Ascoltatevi il quartetto finale, che è quasi in finale, il quartetto del Rigoletto, e sentite questa scena della tempesta. Ascoltatevi questa e vedete com'è bello, cioè che capite, dice, ma allora ecco dove c'è l'intelligenza dell'arrangiatore, non solo del musicista che l'ha scritto e del paroliere, ma anche dell'arrangiatore che deve creare la giusta atmosfera. Ecco perché io a voi quando vi dico, voi quando sentite la prima nota dell'introduzione già state nel pezzo. Sì. Perché sennò altrimenti, ma che è scemo chi se l'ha fatta sta cosa? Che l'ha fatta così, a capimbre? No, signori miei. Ci sta un motivo. Cioè lui già, wow, vi fa calare nell'atmosfera del brano. È chiaro? Perché sennò tu non puoi dire, Pirni, giovane una settimana così. Non lo puoi dire.